È sempre una questione di economia. Le grandi imprese farmaceutiche hanno abbandonato abbastanza la ricerca. Oggi sono in carenza di ricerca e devono andare a ricercare la ricerca. Questo non è un male, perché la capacità, la possibilità di avvicinare il settore ricerca all'impresa diventa ancora più possibile, mentre prima era difficilissimo. In Veneto questo che cosa ha significato? Ha significato poco, perché noi non abbiamo industrie farmaceutiche nel Veneto, ne abbiamo avuto una, ma quelli rimanente non c'è, abbiamo dei derivati. Nel Veneto non ha significato molto, però a livello nazionale potrebbe significare. Però ritenete presente che, e ve lo dice uno che è stato il precursore in Italia della fabbricazione di telefoni cellulari, perché i primi telefoni cellulari li ho prodotti io, ho dovuto abbandonare perché l'Italia non è la patria dei telefoni cellulari, come non è la patria della ricerca. Quindi la ricerca, noi abbiamo dei grandissimi ricercatori, abbiamo dei grandissimi medici, dei grandissimi professori, i quali hanno delle capacità immense, occorre coordinarla. La Regione Veneta, tenete presente, ha capito che questo coordinamento deve essere fatto e questo ha portato avanti il discorso, perché il fatto che noi organizziamo la ricerca sulle staminali adulte in tutto il Veneto, nei centri specializzati, oltre a quelli gli altri non possono accedere a determinate cose, a determinati benefici, e che li controlliamo tutti gli anni, impedisce che a un certo momento sia il massimo della dispersione. E questo è sinergia. Ma il fatto che ora l'Italia sia il paese dei cellulari, almeno come consumo, fa sperare che l'Italia possa essere il paese della ricerca, oppure lei ci mette una pietra sopra su questo? Io non ci metto una pietra sopra, ma ci metto un pietrone. L'Italia è un paese che vuole i cellulari, non vuole le antenne. L'Italia è un paese che vuole le auto, ma non vuole le strade. L'Italia è un paese che vuole tutto e il contrario di tutto, ma soprattutto non vuole i supporti. Noi paghiamo l'energia 3 volte, 2 volte e mezza quello che pagano gli altri, però non vogliamo affrontare il problema dell'energia, continuiamo a rimandare da casa, non vogliamo l'alta velocità. Se voi andate adesso da Trieste a Budapest trovate un'autostrada stupenda, ma quell'autostrada lì non aveva i collegamenti con l'Italia. Siamo sempre lì, noi vogliamo qualche cosa, ma vogliamo anche il contrario di tutto. Nella ricerca io fido molto poco.